Chi è che vuole assaggiare il panino per primo? Chi lo vuole? Ok, vai, tieni, Pronta? Signora, la prende? Via! L'altro? Lei, vai. Assaggia poi si sai dire com'è, ok? Che Leandro l'ha preparato con le sue manine. Dov'è Leandro? Davide? Dove siete voi due? No, Davide si nasconde perché è troppo timido. Eccoli qua. Un applauso ai primi due che dopo apriranno la scena. Sto a presentare Davide ai giornali, tutti sanno cosa è. Stavo camminando con Pietro Sorba, un giornalista argentino bravissimo che lavora per il governo argentino, lavora per un giornale molto importante e dice: stavamo venendo su per il lungomare e si guardava intorno e diceva: ma questo è un posto incredibile, ma questa è un'idea straordinaria, ma ha una potenzialità enorme. Ma voi vi rendete conto della potenzialità che ha questo posto? Ma voi di Rimini vi rendete conto di che cosa avete in mano? Perché questo è il problema. E il problema è proprio lì. Perché se voi prendete coscienza di questa manifestazione diventerà una delle più belle manifestazioni che ci siano al mondo. Ma voi pensate che io esagero, ma non è così. Non c'è altro posto al mondo e noi giriamo. Io e Andrea Petrini, che siamo 300 giorni all'anno in giro per il mondo in tutti i congressi gastronomici, non c'è un altro posto come questo. E tutti i ragazzi che sono venuti l'anno scorso al numero 0 sono venuti perché volevano venire e hanno chiesto a Enrico di tornare. Questo è il messaggio, è un messaggio incredibile. Se voi cittadini, perché questo posto lo farete voi, se voi riminesi lo prenderete in mano questa manifestazione, perché la regione l'ha già capito e l'ha spinto, il sindaco è un visionario, siamo amici, vabbè, lasciamo stare, ma questo è un messaggio incredibile da raccontare, perché quando i grandi giovani che diventeranno i grandissimi cuochi del futuro, ma lo sono già, penseranno a cosa fare, diventeranno degli ambasciatori di queste materie prime, degli artigiani, cioè i migliori artigiani che ci sono sul viale, casari, pescatori, piadinari, DJ, produttori di birra, di vino, di divertimento, e diventeranno gli ambasciatori di tutta questa gente nel mondo. È questo il messaggio. Il messaggio è la follia, è il sogno. In un momento del genere, dove nessuno più riesce neanche a immaginare che cosa sia il sogno, è il momento di ricominciare a sognare. Perché, diceva un mio concittadino abbastanza famoso, si chiamava Enzo Ferrari, se lo puoi sognare lo puoi fare. Allora noi dobbiamo ricominciare a sognare. Questo è il messaggio.